10 luglio 2026, siamo vicini al Passo Falzarego, di fronte al Lagazzuoi, eccolo lì, in partenza per la cima del Col di Lana. Deviazione al Sas de Beita, dove ci sono falesi e palestra di roccia, di fatto, per l'arrampicata, e continuiamo di qua per ricongiungerci al sentiero 35. Si passa per mulattiera con cancello da richiudere per bene e si continua. Da qui si può vedere tutto il percorso di oggi. Noi adesso continueremo in mezzo al bosco per ricongiungerci in cima lì al Sief e poi cima del Col di Lana. A guardarlo da lontano, incastrato tra il passo del Falzarego e il Pordoi, il Col di Lana sembra quasi un intruso. Con i suoi neanche 2500 metri, sfigura accanto all'imponenza della Marmolada, del Pelmo o delle Tofane. Salendo lungo questi tranquilli pendii erbosi si ha quasi una sensazione di normalità, ma è un inganno. Superati i 2000 metri, l'erba lascia improvvisamente il posto a un paesaggio lunare, scavato dalla roccia vulcanica e soprattutto dall'azione dell'uomo. Perché quello che stiamo calpestando non è solo un sentiero di montagna, è un enorme campo di battaglia. Sief, Col di Lana, super di qua, su traccia improvvisata in mezzo al prato. Siamo addirittura d'arrivo al passo Sief e lì in fondo vediamo la nostra meta finale. Tira, è un sentiero in mezzo a sterpaglie e in mezzo a terra, ma tira abbastanza, dobbiamo essere sinceri. Passo Sief, quota 2210 e adesso via per la cresta per arrivare in cima. Trincea austriaca. E così è fino alla cima del Sief, pieno di cunicoli, terrapieni e lingue di terra scavate, come questa. E questa è una feritoia
sicuramente con vista questa sulla Croda Negra, però di fatto eccola qua, poco agevole il passaggio con vista sulla Croda Negra e Col di Lana. Ed eccola qua la trincea, ben evidente, spettacolare, proprio nel cuore della storia. Fin dall'inizio della guerra, nel 1915, conquistare il Col di Lana e la cima gemella del Sief divenne un'ossessione strategica per i comandi italiani. Significava aprirsi un varco verso il cuore del Tirolo. Ma gli austriaci la pensavano allo stesso modo e fortificarono ogni metro. In poco meno di 100 tentativi di assalto solo nel primo anno, brigate come la Calabria e l'Alpi vennero decimate in sanguinosi attacchi frontali. I soldati persero un uomo su 3 e la montagna venne ribattezzata con macabra ironia il Col di Sangue. D'inverno, queste trincee che oggi percorriamo si trasformavano in un inferno di fango e ghiaccio, dove la melma faceva sprofondare fino alla cintola sotto il fuoco incessante delle mitragliatrici. Bloccati dalla resistenza austro-ungarica e dall'inverno, i comandi italiani decisero di cambiare strategia. Se non si poteva conquistare la vetta da sopra, l'avrebbero fatta saltare da sotto. A proporre l'idea fu Gelasio Caetani, celebre ingegnere minerario. Da gennaio ad aprile del 1916, proprio dentro gallerie come queste, i genieri scavarono un traforo principale di 52 metri. Per non farsi sentire dal nemico, lavorarono senza macchine perforatrici, solo a colpi di piccone e martello, nel buio, in condizioni estenuanti. Il 15 aprile il lavoro era terminato. Nelle viscere della montagna vennero stipati 5.500 kg di gelatina esplosiva. Cima del monte Sief. Scendiamo dal monte Sief e seguiamo la cresta per raggiungere il Col di Lana. E qui comincia il primo tratto attrezzato con cavo metallico per agevolare la discesa e la progressione su questa cresta lunare.
Questo ambiente infatti si vede che non è dolomitico, perché di fatto queste rocce sono di origine vulcanica. La notte del 17 aprile 1916 la vetta del Col di Lana si aprì letteralmente, proiettando tonnellate di rocce e resti di soldati ovunque. Il monte tremò come se volesse crollare su se stesso, scrisse l'ufficiale in comando quella notte. Ma andate oltre le parole. Immaginate i difensori austriaci nelle grosse caverne di cima est, un rifugio un tempo sicuro, ora crollato. Dalle macerie potevano sentire solo il frastuono dei sassi che rotolavano e le grida d'aiuto dei compagni orribilmente mutilati e gettati nella gola del Sief. Fu un successo insperato e completamente inutile. Gli austriaci continuarono a mantenere saldamente il controllo del Monte Sief, negando ogni valore strategico alla conquista del Col di Lana. Ne seguì uno stallo di 1 anno e mezzo, un assedio statico, fatto di gas, artiglieria e mine sempre più potenti. Fino al 27 ottobre 1917, quando gli austriaci fecero detonare la loro contromina. 45.000 chili di esplosivo che spalancarono una voragine profonda quasi 40 metri e cancellarono un intero avamposto italiano. Feritoie di vedetta. Vediamo se si è vista marmolada. Bella rimessa a nuovo. Questa penso sia la trincea più bella ristrutturata che abbia mai visto. Cima del Col di Lana.
spettacolo! ...360 dalla cima del Col di Lana. Qui abbiamo il Civetta sulla destra, Alleghe sotto col suo lago, il Pelmo ora baciato da un raggio di sole, poi abbiamo la Stoi de Formin, al di là c'è la Croda da Lago e il Sorapis, la Conca Ampezzana con il Cristallo passando per la Tofana di Rozes, e dietro si vedono anche le tofane di dentro e di mezzo, il Lagazzuoi, si passa all'Alta Badia con Piz de la Varela e di fatto la Cima 10. Qui la strada che abbiamo fatto questa mattina attraverso il Pianoro con le casere e le malghe, anche questa zona di battaglia nella Prima Guerra Mondiale, passo Sief lì in fondo, saliti per la cresta del Sief con le trincee austriache, cima del Monte Sief, cima del Col di Lana detonata nella Prima Guerra Mondiale. Di fronte a noi poi il gruppo del Sella Vizboè, passando per Arabba e concludendo con la regina delle Dolomiti, la signora Marmolada, e lì la vetta del Col di Lana con annessa chiesetta. Lasciamo la cima del Col di Lana e seguiamo le indicazioni per Castello di Andraz su sentiero 21B o 38 su Cartina Tabacco, e dovremo percorrere questa cresta qui fino a ricongiungerci al Castello di Andraz e compiere quindi un giro ad anello. Lasciamo la cima Chenglei per scendere sull'ultimo pezzo, per rimetterci
sul sentiero 37, direzione Castello di Andraz. Eccoci arrivati all'abitato di Castello e lì in fondo il Castello di Andraz. Scendendo dalla cima, lasciandosi alle spalle l'eco delle trincee e la desolazione dei crateri, il paesaggio torna lentamente ad addolcirsi. È qui, quasi a chiudere il cerchio di questa escursione, che si incontra un'altra sentinella di pietra, il Castello di Andraz. Incastonato su un gigantesco masso, per secoli ha sorvegliato le antiche vie del ferro e i confini del Tirolo. Sembra il relitto di un'epoca cavalleresca lontanissima, eppure non è sfuggito alla tragedia del Novecento. Anche queste antiche mura furono sventrate dai bombardamenti durante la Grande Guerra. Un ultimo, silenzioso promemoria di come queste Dolomiti, dal fondovalle fino alle vette più alte, siano un immenso incancellabile libro di storia scolpito nella roccia. Ed eccoci usciti dall'abitato di Castello, dopo aver ammirato il Castello di Andraz. Stiamo ritornando alla strada e al parcheggio del Passo Falzarego, vicino al Passo Falzarego, a chiusura dell'anello di questo fantastico percorso Monte Sief, Cresta, Col di Lana e ritorno. Uno spettacolo di escursione storica e con panorama, come avete visto, eccezionale. Alla prossima avventura!